Allora, oggi è in collegamento con noi il senatore Paolo Tosato. Onorevole, grazie per essere con noi di Radio Libertà, è veramente un onore averla come ospite. Grazie a voi, per me è un piacere. Allora, onorevole, come aveva ricordato il ministro Calderoli proprio lo scorso 8 luglio, era stato compiuto un nuovo passo avanti per questo disegno di legge che vuole riconoscere e promuovere le zone montane. Disegno di legge che è stato approvato alla Camera ed è un testo che mira a valorizzare degnamente le vere terre alte e quindi con misure concrete, iniziative efficaci a tutela proprio di chi vive e mantiene vivi questi territori. E allora al Senato vi preparate a riaccoglierlo per la terza lettura, così come ovviamente è stato modificato dai colleghi della Camera. Sì, si tratta di un lungo percorso che era iniziato appunto al Senato e lo termineremo nuovamente nella nostra Camera, diciamo, dopo che sono state apportate le modifiche a Montecitorio. Sicuramente si tratta di un provvedimento molto importante, nato dall'impegno, dalla determinazione del ministro Calderoli, che ha voluto mettere ordine rispetto a varie normative sparse, rilanciare l'economia di montagna, ma anche la vita di montagna di tutti coloro che continuano ad abitare queste zone dove ci sono obiettivamente maggiori difficoltà logistiche, di trasporti, di una vita sicuramente più difficile di coloro come noi che abitano invece zone cittadine, urbane. Io credo che il primo punto importante di questa legge è che fa chiarezza rispetto a quali aree siano effettivamente montane e quali invece non lo siano, perché la classificazione era ormai anacronistica. Ci sono addirittura delle grandi città, capoluoghi di provincia, che nella classificazione vecchia erano inserite tra i comuni di montagna, ma è evidente che siccome le risorse non sono illimitate, vanno gestite al meglio, è opportuno destinarle effettivamente a quei comuni per le quali queste risorse fanno la differenza, perché spargerle un po' ovunque, anche in zone che montane non sono, rappresentano un inutile dispendio di risorse e di energie. Concentrarle, quindi darne di più a quei comuni che sono effettivamente montani, può rappresentare veramente una svolta nella politica per le aree montane. Questo è il primo aspetto fondamentale e cuore, secondo me, del provvedimento. Chiaro, chiarissimo. E questo testo però appunto è anche un po' il punto di arrivo di un lungo percorso, che è proprio quello, un percorso volto a conseguire il miglior risultato possibile, ecco, da un punto di vista normativo a favore delle zone montane e ricordiamo che insomma il disegno di legge rispecchia proprio tutta l'azione del governo a favore delle zone montane che era stata già avviata proprio dal ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli, appunto con questo stanziamento per il 2023 delle risorse del Fondo di sviluppo delle montagne italiane. Sì, si tratta di risorse importanti che finalmente potranno essere destinate su alcune linee guida attraverso ad esempio il credito d'imposta che verrà riconosciuto a tutti coloro che di fatto faranno investimenti non solo da un punto di vista dell'agricoltura di montagna, ma anche ad esempio per ristrutturazioni o l'acquisto di abitazioni, di prima abitazioni ovviamente, per cercare di dare uno stimolo maggiore a insediarsi o comunque a rimanere nei propri territori. E poi ci sono delle forme che incentivano anche i medici di base a costruire la propria vita in questi territori, piuttosto che anche il personale docente. Quindi sono misure che cercano di combattere quel fenomeno di spopolamento delle aree montane che noi dobbiamo assolutamente frenare, in quanto è un territorio difficile, ma al tempo stesso che può dare ancora grandi opportunità, ma a fronte di servizi adeguati, soprattutto per le famiglie con bambini, con figli, che hanno bisogno di un ambiente adatto a poter far nascere e crescere una famiglia con tutti i servizi adeguati all'altezza del nucleo familiare. Questi credo che siano i punti
chiave del provvedimento, e tutti sanno quanto è difficile la vita in montagna, chi la fa, chi la vive, e noi dobbiamo salvaguardare chi tutela il territorio, lo difende, lo amministra, lo gestisce, pena l'abbandono. Esatto, esatto, come diceva anche per le famiglie, infatti per concludere, ecco, sono tante proprio le iniziative contenute contro lo spopolamento e quindi sono iniziative rivolte a giovani e famiglie proprio per stimolare la natalità, la residenzialità e quindi ci sono anche incentivi alle imprese, senza dimenticare poi il fatto che si vuole anche ridurre il divario economico, sociale, magari proprio con le città, con le pianure e quindi garantire per esempio accesso a servizi pubblici, renderlo pieno, effettivo, quindi servizi come l'istruzione, la sanità, l'accesso anche a poste e banche. Sì, assolutamente, si vuole dare proprio una risposta d'insieme a tutti quelli che sono i bisogni primari dei cittadini e delle famiglie, soprattutto con bambini. Negli anni passati abbiamo registrato purtroppo in alcune zone dei fenomeni di abbandono. Io credo che solo attraverso servizi adeguati si possa dare una risposta concreta. Ci sono ad esempio anche delle deroghe nel dimensionamento delle classi scolastiche, verso le quali anche classi con un numero di bambini inferiore a quello consentito per legge potranno sopravvivere e ad esempio evitare che bambini di un comune debbano essere portati in comuni contermini per fare il proprio percorso scolastico. C'è anche un contributo per la natalità. Sono tante le iniziative e soprattutto finalmente verranno quelle risorse che sono stanziate in modo importante dal ministro Calderoli, verranno concentrate, come ho detto all'inizio, in quei territori che effettivamente ne hanno necessità, ne hanno diritto. È stato complesso modificare questo equilibrio, forse è l'ostacolo principale, però Calderoli l'ha affrontato con grande determinazione e va a suo merito aver portato avanti questo provvedimento che io spero veramente dia risposte concrete attese da tanti anni. Esatto, attese da tanti anni, pensiamo anche, veramente ultimissima domanda, ai tanti studenti che sono nelle scuole, infatti nell'articolato originario, l'articolo 7 che proprio stabilisce delle norme in materia di scuola di montagna e introduce anche meccanismi di incentivazione e premialità per i docenti a tempo determinato che prestano lì servizio. E quindi, senatore, ci attendiamo, speriamo veramente che ci possa essere questa approvazione anche al Senato e che insomma anche senza preconcetti e blindature, forzature ideologiche, a quello alludeva il ministro Calderoli quando appunto spiegava che alla Camera stessa si era dialogato in modo costruttivo, senza preconcetti né blindature, quindi speriamo che anche da parte delle opposizioni ci sia questo spirito costruttivo o al massimo ulteriormente migliorativo del testo, ecco. Ma ce l'auguriamo, e a questo punto speriamo che il testo che arriva dalla Camera dei Deputati venga approvato senza ulteriori modifiche per diventare finalmente legge dello Stato, e quelle risorse che sono state stanziate già a partire da quest'anno possano cominciare a essere già spese, pena altrimenti il rinvio al loro utilizzo all'anno prossimo. Quindi a questo punto direi che il fattore tempo diventa quello determinante. La legge è stata affrontata in modo aperto tra maggioranza e opposizione, prima al Senato con modifiche, poi alla Camera con ulteriori correttivi. A questo punto io credo che non si possa che approvarla in via definitiva e dare finalmente corso a un lungo percorso che trova attuazione con una legge buona. Non è mai un punto definitivo, ma un buon punto di partenza per dare concretezza alle politiche a favore di coloro che vivono, abitano la montagna. Assolutamente sì, e allora veramente speriamo in questa approvazione per le nostre montagne italiane. Ricordiamo questa bellissima frase di Goethe, cioè i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. E allora grazie senatore per essere stato con noi e speriamo insomma di riaverla presto anche per commentare finalmente poi questo risultato ottenuto, ecco. È stato un piacere, grazie a voi.
ci risentiremo presto. Grazie, assolutamente sì. Grazie ancora, senatore. Qui Parlamento.